Abbiamo Lamberto Boranga, nasce a Foligno il 30 ottobre 1942, cresce nel Perugia, esordisce in Serie A con la maglia della Fiorentina nel 66-67, milita poi nella Reggiana, Brescia, Cesena, Varese e Parma, con cui conquista una promozione in Serie B nel 78-79 e conclude la carriera nel Foligno nel 1983. Ma non finisce qui, poi si laurea in biologia e medicina, ritorna a giocare in porta all'età di 50 anni nella squadra dilettantistica perugina del Bastardo, interrompe e poi riprende l'attività calcistica a 66 anni giocando nell'Ammeto. Attualmente gioca nel Papiano, squadra umbra di seconda categoria, rinnova il contratto fino al 2015 e non è detto che non prosegua. Con 1,61 metri chiaramente di altezza, è primatista italiano di salto in alto di atletica master, categoria master over 45-55 e pre 65 e con 11,26 del salto triplo over 65. Campione italiano di getto del peso, nel 2008 ottiene agli europei di atletica il record mondiale di salto in lungo over 60 con 5 e 47. Nel 2014 si laurea campione del mondo di salto in alto nella categoria over 70 con la misura di 1,43 m. Lamberto Boranga è in collegamento? Sono qui. Buongiorno a lei Boranga. Gabriele Borzilo, Fluide, non aspettavamo altro di sentire dopo Adriano Bardin sentire Lamberto Boranga. Sa cos'è? Io me lo ricordo con queste figurine Panini, lei fantastico, insomma, ce l'ho ancora a casa. Ma poi tutto il resto, quello che è venuto fuori, quindi anche la questione diciamo di preparazione, la questione anche tecnica, medico-sportiva che abbiamo anche visto su alcuni filmati, quindi speriamo di riuscire dopo a mandare in onda i consigli pratici di una sua intervista che ha lasciato a Umbria TV. Lamberto, allora parliamo di portieri, poi parliamo di altre cose. Adriano Bardini è una persona seria, io sono un po' diverso da Bardini, sono più sullo Zenga, sul Tacconi. Sì. Bardini invece è un professionista molto corretto, sei una persona diciamo da ammirare. Io no, io so. No, come ammirare? Vabbè, ma vuol dire io sono artista, diciamo, della porta, capisci? Bardini era un professionista della porta, io sono che creava. Però, Lamberto, perdonami, ma non è che uno diventa artista e l'artista in fin dei conti aspetta l'ispirazione, ma qua c'è tanta programmazione, perché allenarsi 5 volte alla settimana vuol dire avere tanta pazienza e avere anzi una ragione nel cercare innanzitutto di vedere la vita in un certo modo e poi allenarsi 2 volte in palestra, 2 volte con il campo di calcio e 1 volta di atletica e magari andare anche in piscina. Come no, piscina è obbligatorio. Stamattina ho fatto palestra, mezz'oretta nella palestra mia personale che ho a casa e poi sono andato a nuotare in piscina, è normale. Adesso sono al lavoro. Sì, perché poi comunque non stai fermo, quindi l'attività di dottore. No, io fermare, quando mi fermo è finita. Ormai non c'ho più strada da fare. Senti, una domanda, Lamberto, perché insomma ti sei dipinto come un Taccone o uno Zenga. Allora io ti chiedo, oggi tu guardi i portieri della Serie A, chi è secondo te il più artista, tra virgolette? Quello che io ho visto 2 portieri che mi sembrano artisti. Il primo è Perin ha quell'atteggiamento guascone, è vero. Da drammatizzare il ruolo, fa il segno del padre quando fa una bella parata, c'è una riconoscenza quindi a chi lo ha aiutato. Ecco, questo forse è il portiere che si esalta dopo una parata. Un po' guascone, anche come figura. Già negli anni 80, 70, 80, adesso è evidente in tutti i portieri che si esaltano, che hanno la capacità di sparare, di essere determinanti. Ecco, questo è fondamentale per lo spettacolo, in fin dei conti, perché il portiere deve dar spettacolo, non può stare lì amorfo. Io l'altra volta ho fatto una partita amichevole fra ex giocatori, non tiravano mai in porta, dopo un quarto d'ora preso è andato via. Questo è bello. Che ci sto a fare? Allora, Lamberto, allora vuol dire che... Pronto? Eccoti, è tornato. Lamberto, quindi vuol dire che tu il discorso diciamo della solitudine, la solitudine del portiere, quindi il nostro titolo l'abbiamo sbagliato, la solitudine dei numeri 1, che è l'assoluto dei numeri 1. La solitudine avviene perché non ti impegnano, perché non riesci a creare qualcosa. Io certe volte mi arrampicavo sulla traversa
quando vedevo che non riusciva a fare niente, mi mettevo seduto sopra la traversa. Beh, spettacolo questo, indubbiamente. Mi portare il caffè, mi portare il tè, secondo quello che succedeva. Cosa per essere vivo? Ecco, questo è il concetto. Ho capito. Portiere è solo perché effettivamente è solo, perché Sì. il ruolo si distingue, deve difendere quella porta, quell'uscio, deve L'uscio. quindi chi lo aiuta? Nessuno praticamente. Sì, si Io deve per aiutare da aiutarlo, solo, basta, è vero, non è aiuta vero. nessuno. È vero, anche perché poi comunque lui è un valore aggiunto, nel senso che da dietro può indubbiamente aiutare e comandare la difesa, perché è molto importante anche questo fatto qua. Gabriele voleva fare una domanda. Sì, no, io volevo chiedere, visto che hai giocato comunque contro fior di campioni, perché ai tuoi tempi c'erano grandi giocatori, direi, che giocavano in Serie A. Chi era quello? Buoninsegna, Riva, Rivera, che sberle. Savolli. Chi era quello che prima di incontrarlo ti faceva un po' più paura? Non so come dirti, cioè quello per cui non dico che perdevi il sonno, perché quello no, però No. ti dava più fastidio. Dimmi. No, nel Io senso- c'avevo paura di nessuno. Non c'era nessuno. È una domanda scontata, la risposta è Io scontata. no, ma li odiavo e basta, perché quando li vedevo che entravano dentro lo spogliato cominciavo a odiarli allora, quindi non avevo paura. Bellissimo. Per me era un avversario. Poi finita la partita tutto ritornava nella norma, abbracci e baci. Beh, una bella si ritrovava suggestione. magari a fumare una sigaretta o a prendere qualcosa di diverso, no? Cioè, lì per lì io lo odiavo la staccante, la punta. Senti, la Era domanda... qualcuno non faceva nome, proprio non lo sopportavo. veramente. Però durante la partita, perché capito, la certo. punta agonisticamente era come me, c'era la grinta, cattiveria, no? Questo senso di dover segnare, questo senso di dover parare, quindi ci annullavamo a vicenda. Caratterialmente eravamo veramente all'opposto e quindi ci odiavamo, però finita la partita ti assicuro, anche con più c'era sempre l'abbraccio, il saluto. Beh, quello, anche perché poi è rimasto negli anni anche i collegamenti con altri giocatori, sia compagni che anche avversari, no? Quindi, senti, una domanda invece proprio l'abbiamo già rivolta precedentemente ad Adriano, il parallelismo tra il portiere dell'epoca, lui ci ha raccontato per esempio che aveva iniziato a utilizzare dei guanti bagnati di lana per le prese, insomma, un po' antidiluviano, però magari è servito, diciamo, nella trasformazione del mezzo del guanto, chiamiamolo così. Al di là della questione, diciamo, proprio prettamente di abbigliamento tecnica, la differenza con il portiere attuale di adesso, no? Più completo. Sì, ho capito. Quindi? Cioè, attualmente è cambiato un po', l'abbigliamento per forza, i palloni sono diversi, il campo è diverso, specialmente il sintetico, anche il tipo di aggressività degli attaccanti, insomma. Se io uscivo tranquillamente, adesso quando uscivo metterlo 3 o 4 vicino, c'è difficoltà proprio di far vedere la palla e aggiungerla. Io credo che effettivamente non la dovrò mai guardare quando è asciutto il terreno. Adesso non è possibile perché il pallone è più plastificato, più duro, tiene un po' con la transizione di partenza, quindi è più complicato giocare in porta, però si adatta a tutto. Quindi l'evoluzione del ruolo è più sacrifica durante l'allenamento, poi in partita si ritrova tutto quanto, quindi è normale quello che fa, insomma, non è che adesso è disastroso il calcio attuale, anzi è molto più tecnico, molto più difficile, va bene? Quindi insomma è più complicato adesso. Ascolta, io sono in diretta, quindi la gente sa bene che sappia le cose. Io sto facendo delle visite mediche degli sportivi giovani, quindi adolescenti, e mi stanno reclamando. Va bene. Io adesso starei fuori di cuore, però devo capire che ho rubato un po' di tempo a persone che devono essere visitate. E quindi mi tocca lasciarmi con molto rammarico
Va bene? Ci risentiremo comunque. sicuramente. Ci Sì, risentiremo. quando volete io sono disponibile, mi dispiace, però purtroppo il lavoro Lamberto, c'è la piscina, stamattina la piscina, mezzogiorno il lavoro e stasera un altro paio d'ore di allenamento. Stasera mi vedo la partita per televisione, cioè Palermo. È vero, Palermo-Verona stasera, Palermo-Verona. Sì, Palermo-Verona, io Ecco. farò il tifo per nessuno, mi vedo la partita, speriamo che sia per risultato come ieri, col Milan è stato eccezionale. Ti è piaciuta la partita? Incredibile, però speriamo che il Milan si inserisca nella lotta per la promozione. Sarebbe importante per me personalmente, perché sono legato un pochino al Milan niente nemmeno di schiaffino. Quando avevo 5 anni mi portava il prete a vedere a Firenze la partita Fiorentina-Milan. E perché? Perché c'era Schiaffino, grande giocatore. Certo. Ti saluto ragazzi. Grazie. Ciao Lamberto. Ciao, grazie, a presto. Ciao. Fantastico. E abbiamo scoperto che Boranga è milanista. Sì, è milanista, e poi comunque quando ha detto bisogna presidiare l'uscio, hai capito? Qua è una cosa, e poi si sente anche un guascone un po'. Adesso io poi volevo sentire, perché stiamo quasi finendo, però c'era una clip, adesso la devo un attimo preparare. Aspetta, intanto salutiamo Olli, il tecnico di questa seconda ora, che è stato Nostro molto regista. gentile. Aspetta a dare il là al tutto, perché devo spostare a un minutaggio e far andare un paio di minuti questo contributo, appunto. Sentiamo gli ultimi 2 minuti. Che cos'è stare in forma per Lamberto Boranga? Che io lo ricordo, forse tanti ragazzi non hanno idea o non se lo ricordano. Fu uno dei precursori, un personaggio assolutamente particolare in un'epoca dove i calciatori non mica si laureavano, cioè questo sì, appunto, lui è uno dei pochi che si era laureato, oltretutto, e andò avanti a fare il medico sportivo, cioè era proprio, è un personaggio a 360 gradi. Io ho purtroppo una clip che è un po' intera e prende anche una prima parte di un presentatore, quindi adesso la facciamo andare e poi vediamo se riusciamo a convogliarla nel punto giusto. Proviamo a vedere, vediamo se... Dopo il ritorno a 67 anni con la maglia che è dell'Ammeto, fantastico, l'ex portiere nonché primatista mondiale sul salto in lungo over 65 racconta i segreti della sua longevità e alla fine della trasmissione si esibisce in un tuffo in studio degno del miglior campo di calcio. Prima però tante perle di saggezza e qualche consiglio per vivere bene e a lungo. Noi geneticamente siamo programmati, e questo è vero, sempre dagli studi americani o inglesi, fino a 120 anni. Quindi uno deve vivere fino a 120 anni. La morte cellulare arriva a 120 anni. Allora, 10 anni chi ha fumato? Io dico 10 anni, che possono essere 15. È una 10 detrazione. 10 anni chi ha bevuto, 10 anni che ha mangiato male, 10 anni che c'ha il colesterolo alto, 10 anni che c'ha la pressione alta, 10 anni che non fa l'attività sessuale. Alimentazione corretta, quindi allenamento, attività fisica, ma l'attività fisica deve essere un'attività fisica non indeterminata, controllata secondo le capacità fisiche, moderata secondo le sue possibilità psichiche. E un altro importante fattore è tenersi sempre, continuamente aggiornato su quello che succede. Cioè non lascia perdere il resto del mondo, uso del computer, uso degli ultimi tipi di computer. Vivacità intellettiva. Vivacità intellettiva va di pari passo all'attività fisica e sessuale. Certo. Faccio 2 allenamenti da portiere, sempre, 3 allenamenti da te. Metto anche alcune volte su questi 5 allenamenti, ripeto, 1 l'atletica, 2 da portiere e 2 di palestra. Vado in palestra, faccio un po' di peso, perché per combattere l'invecchiamento ci vuole la forza, per forza, proteine e forza. Quindi attrezzistica, pesi. Pesi. La patologia che fa invecchiare le persone si chiama sarcopenia, cioè diminuzione della forza. La muscolatura, uno c'ha, più muscoli c'ha e meno grasso c'ha. Questo è il concetto fondamentale. Con la forza inneschi il GH. Il GH è l'ormone della crescita, quello che decide come devono lavorare gli altri ormoni. Ma quello che ci interessa per mantenere la forza è stimolo con gli attrezzi, produzione di GH, e poi dalla produzione di GH c'è la formazione di testosterone, il quale dà origine alla massa muscolare, la secrezione degli ormoni, di tutti, regola gli ormoni. Se il GH è inutilizzato ti invecchi facilmente, arrivando alla sarcopenia, c'è la diminuzione della forza. C'è un altro pezzo, c'è un altro pezzo lungo.
spiega In esattamente. 2 minuti ti ha dato dei consigli pazzeschi. Quindi noi siamo programmati fino a 120 anni, io Sì. fumo per cui arrivo a 110, bevo poco, facciamo 105. No, non metterlo allora. No, non lo metto. No. Il colesterolo è alto? No, il colesterolo No. alto. Poi che devo fare? Poi pressione alta? Pressione alta no, non ce l'ho, Mangi ce l'ho male? bassa. No, non mangio male. Vabbè, Borzillo. Arriva a 105. Ancora 60 anni, allora, di che calcio che fa? Che bella roba. Che bella roba. E non vedevo l'ora, francamente. Oh.